Domani riapriranno le chiese ai fedeli per le messe con il popolo. L'appello di Papa Francesco: rispettiamo le regole a tutela della salute. Poi il ricordo di San Giovanni Paolo II, domani il centenario della nascita. Marco Clementi. Offre la messa del mattino per gli addetti alle pulizie, negli ospedali, nelle strade, lavoratori necessari che nessuno vede. A Regina Coeli, il primo pensiero di Francesco è per San Giovanni Paolo II alla vigilia del centenario della nascita. Dal cielo egli continui a intercedere per il popolo di Dio e la pace nel mondo. Domani alle 7 celebrerà la messa sull'altare dove sono custodite le sue spoglie. Sarà l'ultima di quelle trasmesse ogni mattina in TV. Ricorda che in Italia, dopo 2 mesi, tornano le celebrazioni con i fedeli. Ma per favore andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno, per custodire così la salute di ognuno e del popolo. Un pensiero affettuoso ai bambini che dovevano ricevere la prima comunione, rimandata per la pandemia. E nel 5° anniversario della Laudato Si chiede di rafforzare l'attenzione all'ambiente. In questi tempi di pandemia, nel quale siamo più consapevoli dell'importanza della cura della nostra casa comune, Benedice la piazza, ancora chiusa, ma si rivedono diverse persone, soprattutto in bici. Ed ora gli aggiornamenti con i nostri